Giovedì Santo, Gesù è con i suoi discepoli disorientati. Quanta preziosa è questa sera per la nostra vita cristiana. Un Dio che si fa servo per annullare tutte le distanze, vicino al nulla, si fa cibo e bevanda. Segno di quell'amore che costituisce il comandamento nuovo. Giovanni, al capitolo 6, parla dell'azione simbolica di Gesù, il suo lavare i piedi ai discepoli. Si consegna a loro totalmente e assolutamente, sigilla fortemente lo spezzare il pane dell'Eucaristia, dono che rimane per tutti e per sempre. Siamo noi ora quei discepoli raccolti attorno a Gesù. Anche noi, come i discepoli, quella sera abbiamo bisogno di essere rianimati nelle nostre speranze. I motivi di tristezza sono sempre tanti, soprattutto in questo tempo legato alla pandemia da Covid-19, capaci di sfornare ogni giorno paure, insicurezze, sensazioni di essere poco o male amati da Dio. Abbiamo bisogno di una parola buona. Gesù, questa parola buona, l'ha affidata al pane eucaristico, che racchiude un amore il quale, come dice l'Apostolo Giovanni, è stato portato fino alla donazione totale. Li amò sino alla fine. Consegnandoci questo dono, Gesù vuole dire a ciascuno di noi questa sera, 9 aprile 2020, ricordati che non sei mai abbandonato a te stesso. Questo è il pane per la tua fame, per la stanchezza dei tuoi passi, per le tue paure di fronte al futuro. Perché questo pane sono io, con il mio amore, il mio perdono, la mia fiducia, così da attraversare insieme ogni situazione di ansia e di inquietudine. Cari fedeli, deve nascere questa sera una profonda gratitudine che salga dal cuore, che conosca un poco almeno di commozione, che ci porti a curvarci un poco, come ha fatto un discepolo quella sera sul petto di Gesù. E lasciamoci catturare dalla dolcezza della sua vicinanza. Dio vi aiuti.